Presidio a Venezia dei militanti della UIL per chiedere alla Giunta regionale di accelerare sulla riforma delle IPAB. Questa riforma è importante, è necessaria perché qui si sta andando verso una privatizzazione delle IPAB, mentre noi sosteniamo come organizzazione che c'è bisogno di un servizio che sia pubblico. Non è possibile far incidere un costo così eccessivo, parliamo di circa 2.500 euro al mese, sui redditi delle famiglie per un servizio che invece vogliamo che si mantenga pubblico. Prevista da una legge nazionale del 2000, la riforma non è ancora stata portata a compimento dopo 12 progetti di legge presentati in Consiglio regionale negli ultimi 18 anni. La situazione nel frattempo è radicalmente mutata. È cambiato radicalmente il tipo di lavoro che un operatore fa all'interno di una struttura, perché mentre in precedenza si trattava di un servizio alberghiero, oggi è esclusivamente un servizio sanitario di geriatria, perché i pazienti che entrano nelle case di riposo sono sempre più anziani e sempre più malati e con patologie sempre più gravi. Pensionati lavoratori chiedono di essere convocati dalla Giunta regionale per partecipare alla discussione sulla riforma.